Alemao, c'è fallo di Catanes, l'arbitro fa cenno che si può proseguire, c'è un buco per Alemao, Carecca, dentro ancora per Alemao, tiro, e il pallone in gol di Alemao, grande azione del Napoli, Alemao porta in vantaggio il Napoli, imperturbabile la maschera di Ottavio Bianchi, Napoli in vantaggio, Alemao, area del Napoli naturalmente affollatissima. Di Klinsmann, Maradona dalla bandierina, il colpo di testa di Cesar, ancora Maradona dentro, gol di Ciro Ferrara, 2-1 per il Napoli. Ancora un gran colpo di testa di Klinsmann, ma è pronto al rilancio Ferrara e c'è Maradona che può andare verso la porta. Maradona viene raggiunto da Hartmann, Maradona poi serve Carecca, gol del Napoli, grandissimo, il Napoli in contropiede, Carecca servito da Maradona, è un trionfo, 3-1, non ce n'è per nessuno, e a terra in area Frizzalder, ancora Gaudino, il suo destro, la deviazione di De Napoli e il gol. Autogol di De Napoli, si attende a questo punto solo il fischio finale del signor Vittoriano Sanchez Arminio, ha tenuto bene in pugno la situazione, ha ammonito nel primo tempo Catanes al primo scambio pallone, attenzione, e c'è il gol di Olaf Schneller, un gol a tempo scaduto che porta la situazione sul 3-3, buono solo per le statistiche di questa partita, perché la vittoria in Coppa UEFA va al Napoli ed è una vittoria che viene ora sanzionata dal fischio finale dell'arbitro. Vincere una Coppa UEFA, poi hanno vinto anche molte altre squadre italiane prima e dopo, ma per Napoli è stato una cosa particolare, perché i napoletani ce ne sono tutti il mondo. La partita di Stoccarda, la partita di Monaco, sono partite indimenticabili. Il Napoli aveva Careca e Maradona Careca erano due giocatori deliziosi, dire proprio deliziosi, perché mi ricordo che fecero un'azione da destra a sinistra spondendosi la palla da una parte all'altra da applausi, insomma. Molto bene. Bianchi probabilmente non si alzò, anche perché è chiaro che in quel momento al trionfo della Coppa UEFA era il trionfo dei giocatori contro Bianchi probabilmente, e quindi Bianchi sentì tutto questo peso. Quando ritornammo dalla partita di Monaco e dalla partita di Stoccarda, dallo stadio all'aeroporto c'erano bandiere Napoli dappertutto. Sembrava una festa napoletana, borbonica, fu molto bello. Lo scriteriato tifoso del Damasco, che al 38esimo del secondo tempo ha colpito al capo Alemao, avrà sulla coscienza, se il giudice sportivo Artico accoglierà come prevedibile il reclamo del Napoli, anche la probabile esclusione dalla zona UEFA dei Rodici. La partita di Bergamo, il Napoli pareggiò, il Milano pareggiò anche sul campo, entrambi, e avremmo dovuto mantenere questo punto di distacco dal Milan, però vincemmo 2-0 a tavolino con una battaglia legale, una battaglia anche federale, una battaglia di stampa notevolissima, e incominciò a schierarsi la RAI con dei risultati, con delle ragioni sportive valide. Il regolamento si doveva applicare, il regolamento ci aveva ragione, il 2-0 ce lo meritavamo tutto, e c'era certo la Fininvest non era molto d'accordo, e ci fu una battaglia RAI Fininvest, forse la prima battaglia seria RAI Fininvest, la era tutta per il Napoli, e questo urtò molti nervi a Sacchi e a Milan. La partita decisiva, la partita nella giornata in cui il Milan giocò a Verona e il Napoli giocò a Bologna. Eravamo pari col Milan, ma bisognava giocare lo spareggio.
mi ricordo che mi rivolsi a Maradona e gli dissi, allora perché facciamo lo spareggio? E lui disse, stia calmo Presidente, il campionato non è ancora finito, infatti il Milan poi perse quella partita. Davanti a 20.000 napoletani che avevano invaso il rinnovato stadio dall'area già dalle 7 di questa mattina, è arrivato fulmineo il gol di Careca. Splendido il perfetto contropiede fatto scattare dalle Napoli e proseguito da Crippa e Corradini per Careca. La girata del centravanti brasiliano è imparabile a rinfresco dei pali. Il Bologna sembra stordito, il Napoli non si lascia sfuggire la grande occasione e raddoppia un nono con Maradona che dal limite lascia partire un tiro basso sul quale Cusino non può arrivare. Ed il Napoli al 16° non fallisce il colpo del KO, testa di Francini per Careca che di tacco serve di nuovo il terzino azzurro, diagonale imprendibile. A questo punto la partita è finita, interessa soltanto sapere cosa succede a Verona. 33esimo, punizione per il Milan, Simone, padre di Peruzzi, rete, 0-1 per il Milan, ecco l'esultanza dei giocatori rossoneri. Nella ripresa è il Bologna ad andare subito a segno, la punizione di Giordano non viene trattenuta da Giuliani e De Marchi ribatte in rete da pochi passi. È un buon momento per il rossoblu. 17esimo angolo di Fanda, colpo di testa di Sotomayor che insacca, 1-1. Ecco, lo scudetto del Milan è in pericolo, risultanza di grit di giocatori del Verona. Ma al 39esimo il Napoli raccoglie finalmente il premio alla sua evidente superiorità. Imbeccato alla perfezione da Maradona, Arenao evita anche l'estremo difensore ed insacca a porta vuota. 43esimo, vediamo un'azione del Verona, Pellegrini che entra in area e scavalca Passagli. E il 2-1, clamorosa vittoria del Verona, mancano 3 minuti alla fine. Allo scadere del secondo gol del Bologna ottenuto da Iliev con un colpo di tacco sul cross di Bonini, ma nessuno ci fa più caso. La festa è tutta per il Napoli e per Maradona che va a regalare la sua maglia agli ultras azzurri e entusiasti padroni della curva di San Luca. Tecnicamente credo che questo Napoli sia meno bello, dal punto di vista calcistico, più intenso, mai domo un Napoli che ha creduto fino alla fine ad un passo falso del Milan, ne ha approfittato e ha vinto meritatamente questo scudetto. Dicono che si giocava anche prima. Noi per quanto, come ho detto, abbiamo fatto molto seguire, eccetera, non abbiamo delle prove schiaccianti, abbiamo delle intuizioni, però con le intuizioni non si può condannare nessuno. Maradona però nell'ultimo periodo era fortemente peggiorato, difatti se lui pigliava qualche cosa, se lo prendeva la domenica, lunedì, quindi la domenica, quando rigiocava, era l'antidoppi che andava sempre bene. La squalifica di Maradona è dovuta al fatto che lui ha avuto più bisogno di questi eccitanti e quindi magari l'ha preso pure il giovedì, il venerdì. Io mi ricordo proprio che abbiamo chiesto, che Moggi chiese a Maradona se tutto andava bene e Maradona disse che non c'erano problemi, poi invece si scoprì che nell'antidoping le sostanze che tutti sanno. Mi ricordo che lui andava dai compagni e diceva dobbiamo andare a Mosca per vincere, dobbiamo fare una grande partita, tutto il mio ritiro faceva questo, poi dice aspettate un momento, potevo andare a casa a prendere la valigia e non si faceva più trovare, quindi non lo faceva come cervello, perché come il cervello era molto attaccato a Napoli, lui faceva perché quando andava via dal Napoli dal ritiro probabilmente ricadeva in questi suoi difetti. Ha anche detto che noi abbiamo speso una somma enorme per siamo rivolti alla questura che ci hanno indicato degli investigatori privati, e questi investigatori privati costano moltissimo. Questi 4-5 anni abbiamo speso somme enormi. Appena un giocatore andava in un night, noi marcavamo i night, sia Bianchi col suo secondo, che lo faceva fare poveretto, uno casa e chiesa che lo faceva andare a giocare nei night, e tra l'altro si sarà anche divertito, spero per lui. Ma sia noi mettevamo diciamo le spie da tutte le parti. C'era una coppia che viveva nell'Hotel Paradiso, una coppia di investigatori e che vivevano nell'Hotel Paradiso e si erano preso la camera a fianco alla camera che si pigliava generalmente Maradona, che si faceva decisamente con i suoi amici. Poi questo, ma oltre a sapere cosa potevamo fare, il problema di Maradona sapeva tutta l'Italia, non avevamo delle prove, non potevamo dire Maradona tu ieri hai preso la droga, perché non lo potevamo dimostrare, non lo sapevamo, dicevamo che non è vero, non è che avevamo praticamente, potevamo fare le riduzioni alla Camera, avevamo trovato con la droga in mano, quindi non lo potevamo dire con certezza, perché tutta l'Italia lo sapeva. Che qualche giocatore
possa avere in qualche piccolo periodo seguito Maradona, o in periodo estivi, in periodo di festa eccetera, seguito Maradona, mi sembra che in tanti altri squadre, in tanti altri club sarà successo, però noi siamo intervenuti immediatamente e questo non è successo più. Guarda, tanto un altro episodio, per esempio, il Napoli quando ha vinto il secondo scudetto, proprio per evitare che i giocatori del Napoli in questa grossa euforia del secondo scudetto partecipavano a feste e controfeste, a feste loro organizzate, magari con gente che interveniva, io ho preso una nave e non dissi a nessuno che avremmo fatto questa festa sulla nave e invitai pochissime persone, proprio non per sapere a nessuno. Devo ricordare ancora un episodio in cui addirittura con Maradona ci siamo scontrati tante di quelle volte, una partita con lo Bettinger, se non sbaglio, la squadra, l'ho messi fuori squadra. Tenga presente che il codice di regolamento non si può mettere, un presidente non può mettere un giocatore per nessuna ragione fuori squadra. Il giocatore serio, però Maradona dopo la squalifica poteva ancora giocare, il Napoli avrebbe accolto a braccia aperte, solamente che lui forse non se la sentiva di prendersi delle responsabilità così forti di gestire la terza riscossa del Napoli, che poi non c'è stata. Quindi lui non se la sentiva certamente, se stava nel Napoli doveva giocare sempre alla grande. Io ho preferito andare in Spagna, a Siviglia, lo capisco anche con meno responsabilità, però anche a Siviglia è rimasto un solo anno, ripeto, a Napoli è rimasto 7 anni. Certo, la federazione ha superato tutte le regole. Io mi ricordo una partita di Coppa UEFA che abbiamo giocato a Valencia, dove poi abbiamo vinto pure. Nessuno pensava alla partita, tutti pensavano a questo passaggio di Maradona al Siviglia. Mi ricordo che il presidente della federazione spagnola mi disse: è una valanga, adesso è una piccola palla che sta scendendo, però diventerà una grande vacanza, non ti opporre perché sarai travolto. Tutti i tifosi argentini aspettavano e sono evidenti anche gli amanti del calcio. Maradona ha segnato un gol, io l'ho visto, non mi ricordo quale, una caccia particolare, e certamente l'America che è antidroga, il Napoli può abbastanza